Ce l'hanno quasi fatta. Con la tenacia e il senso del dovere che li contraddistinguono da sempre, gli alpini trevigiani stanno per completare il lavoro di ristrutturazione della casa colonica nel comune di Fontanelle, destinata a divenire centro di recupero, terapia e reinserimento lavorativo per giovani tossicodipendenti. Un lavoro che si protrae ormai da anni e che può ben essere quantificato nelle 35.000 ore di lavoro offerte generosamente dalle penne nere dell'ANA della provincia di Treviso, in un gesto di esemplare altruismo. Ecco oggi com'è la Casa dell'Accoglienza, nel giorno in cui gli alpini hanno voluto celebrare i 30 anni dall'inaugurazione. Una festa ma anche un esempio di volontariato che dopo Fontanelle si è replicato in molte altre iniziative a favore delle comunità trevigiane. Per questo la casa è per certi versi un esempio che veniva raccontato così allora dai diretti interessati. Quando è stato fatto l'appello per rispondere alla richiesta della piccola comunità di Conegliano, è stata una risposta unanime e nel maggio dell'85 abbiamo iniziato e la media dei partecipanti è di 25-30, però abbiamo superato punte anche di 60-70 unità lavorative nei giorni di sabato e di domenica. 30 anni di un grande lavoro fatto da alpini per la comunità. E questo è importante per noi ricordarlo e far vedere cosa c'è ancora tutt'oggi, con grande esperienza anche di chi lo gestisce adesso. Questa casa è stata realizzata a suo tempo per iniziativa su richiesta di Don Gigi Vian, che si è rivolto a Francesco Catai, presidente della sezione alpini, per ottenere la collaborazione per questa realizzazione. Adesso sicuramente ci sarà un'accoglienza alle famiglie che avranno più bisogno. Tipo? Quelli che hanno problemi di famiglia, ragazzi madri, coloro che hanno sentito un po' il disagio della comunità ad oggi. 30 anni dopo la cerimonia e non per vanagloria. Perché sia di esempio e di stimolo ai più giovani, ai nuovi che arrivano e perché si sappia che quello della solidarietà, lo dirò, è un cantiere sempre aperto.